Questo polo intermodale di Ronchi dei Legionali per RFI cosa significa? Soprattutto, come ha sottolineato lei nel suo intervento, un record nella costruzione dell'opera. Certo, è un'opera che è stata realizzata in brevissimo tempo. 13 mesi per un'opera pubblica sono veramente un tempo record. È stato possibile perché c'è stata una grande convergenza sull'obiettivo e questo ha reso possibile questo risultato. Per l'RFI cosa significa? Significa un ulteriore passo verso un modello di integrazione modale che stiamo portando avanti su tutta la rete italiana. C'è questo progetto che è stato lanciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si chiama Connettere l'Italia, che ha come base proprio la connessione, la interconnessione, la intermodalità, quindi realizzare degli hub intermodali dove è possibile passare dall'aereo al treno, all'autobus, all'auto privata senza demonizzare nessun sistema di trasporto, perché ogni sistema di trasporto è utile quando si integra in un sistema più ampio che è quello dell'intero viaggio che una persona deve affrontare. Ecco, se un viaggio prevede l'utilizzo di varie modalità di trasporto in modo tale che l'insieme sia l'ottimizzazione dei costi, l'ottimizzazione dell'uso dell'ambiente, l'ottimizzazione della soddisfazione delle persone che viaggiano, bene, credo che abbiamo fatto un buon risultato e il presupposto è avere impianti come questi.